compete la gestione del cavalcavia superiore di Mestre, da cui la sera del 3 ottobre è precipitato il bus in cui hanno perso la vita 21 persone? Carte alla mano, il comune di Venezia sostiene competa a Veneto Strade, società della regione, che invece nega. C'è una delibera di giunta regionale che nel 2021 definisce la competenza della strada regionale 11 Padana Superiore di competenza della regione Veneto. Dalle mappe di OpenStreetMap emerge chiaramente l'indicazione della strada con la relativa competenza segnalata. Inoltre, C'è un atto del 2001 in cui l'ANAS trasferisce la competenza totale alla provincia. Poi dalla provincia c'è solo un documento del commissario Zappalorto che definisce la manutenzione ordinaria, sottolineo la manutenzione ordinaria a carico del Comune di Venezia dal 2 aprile 2015, ma la proprietà non è del Comune di Venezia. È vero, questo cavalcavia l'ha fatto lo Stato italiano, ma oggettivamente oggi a leggere le delibere della Regione, della delibera di giunta, è passata come strada regionale 11. Veneto Strade però dichiara che la regionale 11 è sì sotto sua competenza, eccetto però il tratto incriminato, perché attraverserebbe i centri abitati con oltre 10.000 abitanti, regola contenuta nell'articolo 2 del codice della strada. Fa specie che venga definito tale quando in realtà è poco distante dall'ingresso autostradale. Si fa un po' di confusione tra il collegamento tra il Corso del Popolo e Marghera. Il collegamento del cavalcavia inferiore, cioè quello che collega il Corso del Popolo con via Fratelli Bandiera, è dal 1974 di competenza del Comune di Venezia, con atto documentato nel 74 tra ANAS e Comune di Venezia. Ma è evidente invece che il cavalcavia superiore, perché collega Venezia con l'autostrada, non può che non essere di un ente superiore del Comune di Venezia, ma è negli documenti a tutti gli effetti c'è scritto strada regionale 11 Padana Superiore. Documenti che sono in mano anche alla Procura e che avrà il compito di chiarire una volta per tutte quanto dichiarato da Cafarsetti, negato invece da Veneto Strade, che interpellata ha detto di non aver altro da aggiungere. Intanto la PM Cameli, come annunciato dal procuratore Cherchi giorni fa, ha affidato la nuova perizia medica sul cuore dell'autista Rizzotto. L'hanno riferito i legali dei 3 indagati, i 2 dirigenti del comune e l'amministratore delegato della linea, che nell'udienza odierna hanno inserito anche i loro esperti. Nella precedente autopsia, infatti, oltre al medico legale, era presente solo il perito nominato dalla famiglia dell'autista, non essendoci ancora gli indagati. Il perito ora è la professoressa Cristina Basso, che inizierà l'esame il 28 novembre, con termine ultimo per il deposito della relazione il 10 gennaio 2024, mentre si attendono le altre perizie. La seconda con l'ingegner Migliorino sul cavalcavia e un tratto di guardrail il 9 novembre, quella sul telefono di Rizzotto e sulla cosiddetta scatola nera. Si attende poi ancora l'incarico per le perizie sul mezzo, su cui sono in molti a puntare il dito.